Se pensi di non trattare dati sensibili nel tuo business digitale, probabilmente lo stai già facendo, solo che non lo sai. Ecco alcuni esempi pratici di dati sensibili che compaiono nel digitale ogni giorno. Un questionario di coaching o mentoring che chiede informazioni su stress, ansia, burnout, salute mentale, dati sulla salute. Una community online dove si parla di orientamento sessuale, religione, convinzioni personali, categorie particolari di dati. Un'app o un servizio che usa riconoscimento facciale, impronte o voce, dati biometrici. Un forum di onboarding che chiede informazioni su diete, allergie, condizioni mediche, dati sensibili. Il problema non è raccoglierli, il problema è trattarli come se fossero email o nome. Con questi dati servono basi giuridiche specifiche, consenso esplicito, non implicito, misure di sicurezza rafforzate. E no, una privacy policy generica copiata non ti salva. Nel digitale i dati sensibili non sono rari, sono solo ignorati. Se vuoi capire cosa stai davvero trattando nel tuo business e se hai bisogno di una privacy policy specifica, allora contattami a link in bio. Meglio scoprirlo ora che durante un'ispezione.